Buongiorno, sono Maddalena Morgante, candidata alle prossime elezioni regionali qui in Veneto con Fratelli d'Italia nella lista di Zaia come presidente della regione. Credo che le questioni più urgenti ruotino intorno all'autonomia e alle infrastrutture. Autonomia perché da anni parliamo di dare un'autonomia alla Regione Veneto, il referendum direi che ha avuto un esito schiacciante, i veneti lo vogliono e a maggior ragione dovrà essere portato a casa in Regione con la prossima legislatura. La seconda tematica invece è quella che riguarda le infrastrutture. Parliamo da tanto dell'inquinamento globale, del cambiamento climatico, delle alluvioni che hanno colpito anche in quest'ultimo mese Verona. Io credo che però bisogna fare un passaggio oltre, bisogna investire tantissimo nelle infrastrutture e in questo la Regione Veneto può fare tanto. Si deve pensare al potenziamento della rete ferroviaria, perché per diminuire il trasporto su gomma bisogna sicuramente offrire ai cittadini e anche al trasporto di merci una circolazione più fluida, più efficace a livello proprio ferroviario. Il secondo grande, secondo me, investimento che si potrebbe fare è potenziare l'infrastruttura sulla zona del Garda, per fare proprio una grande regione del Garda, sia per quanto riguarda la viabilità lungo il lago, la famosa Gardesana, sia per quanto riguarda il collegamento proprio con l'aeroporto, perché bisogna offrire al turista, invogliarla a venire nella nostra regione, nella città nostra, che per me è la città più bella del mondo, bisogna offrire al turista la possibilità di arrivare sul lago di Garda in una mezz'ora, massimo 40 minuti, quindi direi anche proprio a livello molto semplice potenziare il bus navetta di shuttle tra l'aeroporto e il lago di Garda. Io ho stilato 6 punti all'interno del mio programma elettorale, 6 punti che ovviamente coincidono con i temi sempre portati avanti da Fratelli d'Italia, ma sono 6 punti che a me sono molto cari perché io sono una mamma, ho 2 bambini, uno di 12 anni e una di 9, sono un avvocato, quindi sono una libera professionista, sono giovane direi, avendo 39 anni e sono una volontaria. Io sono cresciuta nel mondo del volontariato, in particolare nell'associazionismo cattolico, e da questo mondo ho imparato tanto. Da un lato mi dà una grande forza interiore, dall'altro ho imparato l'importanza di fare gruppo, di fare squadra. I punti fondamentali che ho proprio a cuore sono innanzitutto la famiglia, che è il mio primo tema principale, famiglia che in questi ultimi anni è stata totalmente abbandonata dalle nostre istituzioni. Io credo che abbandonare la famiglia sia proprio far morire lo Stato, perché bisogna ripartire dalla famiglia, e come mamma dico proprio che bisogna dare a tutte le mamme la possibilità concreta di conciliare il lavoro con la famiglia. Non ha senso parlare di bonus, il bonus ci può essere in una situazione emergenziale, ma una tantum. Bisogna proprio costruire una politica a favore della famiglia, che sostenga la famiglia e che soprattutto incoraggi le donne, perché sono una grandissima ricchezza per la nostra società. Un altro punto che a me sta a cuore sono appunto i giovani. Bisogna investire sulla cultura, la cultura sia a livello di scuola che nelle formazioni professionali, che per quanto riguarda l'università, perché sono troppi i giovani che fuggono dal nostro stupendo paese. Solamente in Veneto negli ultimi anni sono fuggiti 12.000 ragazzi. Questo credo che sia una profonda ferita per noi veneti. Noi dobbiamo proprio potenziare la scuola e gli istituti professionali affinché i giovani ragazzi possano restare in Italia. Poi potremo chiedere aiuto anche alla comunità europea, con le start-up, con i fondi europei, ma anche i fondi regionali ci sono. Per cui ecco, il mio impegno in regione sarà proprio per la famiglia, per i giovani e per il terzo settore. È sempre stata una mia passione. Da ragazzina frequentavo il partito Azioni Giovani, poi mi sono sposata giovane, sono diventata mamma dopo poco e soprattutto devo imparare a fare il mio lavoro. Adesso invece che le cose sono un po' più stabilizzate, i bambini sono più grandi, da anni che faccio l'avvocato, ho accettato con grande gioia l'opportunità che mi ha dato il partito.
votate Maddalena Morgante, quindi scrivete Morgante, perché è un voto, le regionali sono le elezioni in assoluto secondo me più democratiche come quelle europee, perché si può scrivere la preferenza, per cui il cittadino manda in regione insomma la persona che sceglie direttamente. Quindi direi scrivi Morgante, perché sono una persona concreta, sono una mamma, sono una libera professionista, sono una volontaria. Lo slogan della mia campagna elettorale è il volto nuovo per continuare a credere, il volto nuovo appunto perché è la mia prima campagna elettorale, per continuare a credere, perché vorrei dare fiducia soprattutto ai giovani che si può ancora credere in un mondo con dei valori, nelle istituzioni e soprattutto nella politica.